Questa sera presentiamo il libro di Massimo Tirinelli che è qui accanto a me. Credo che lo conosciate tutti. Per chi non lo conosce, Massimo si alza così si fa vedere. Allora, il titolo del libro è Una falena macchiata di rosso e chiaramente già dal titolo si evince che è un giallo ed è un thriller. Però è un giallo con risvolti psicologici che richiamano l'atmosfera dei suoi precedenti libri, perché Massimo ha pubblicato tantissimi libri, intanto non ci vedo più nemmeno in questa bacheca. Ha pubblicato 2 romanzi, che sono Il colore dei ricordi e Col tempo, e sono due romanzi che potrebbero quasi essere definiti di formazione. E poi ha pubblicato una trilogia di racconti che è L'amore e altri disastri, che io per me è il mio preferito, ecco, chi l'ha letto conferma la mia affermazione, ed è un libro dove l'amore viene visto in tutte le sue sfaccettature. Ci sono 3 parti che si chiamano l'amore relativo, l'amore assoluto e l'amore forse. E infine ha pubblicato, prima di questo giallo, una raccolta di poesie, I fiori alla finestra. Pensi al mistero ancora prima che il mistero accada. E questo l'ho trovato, grazie Rita, l'ho trovato estremamente efficace. Vedi, Anna inchiodata su una sedia a rotelle, certo, perché uno è inchiodato su una sedia a rotelle, non ci sta, non ci si mette, è inchiodato su una sedia a rotelle. Ecco, ma in qualche modo uso le sue parole, quindi ho usato le sue parole. Ecco, questo incipit, come ho detto prima, è fondamentale. Da subito l'idea del libro. Ecco, da subito l'idea del libro e siccome si parla subito della possibilità di morire per tornare a vivere, questo è, lo dice il narratore interpretando, o meglio raccontando i pensieri di questa ragazza, e quindi si parla di metempsicosi, si parla subito di reincarnazione, di occulto, di mistero, di segreto, di paranormale, cioè si piomba nell'arco di una pagina o 2 in un mondo che già di per sé è affascinante. Poi Tirinelli, in qualche modo lui appartiene al filone del giallo moderno, cioè quello qual è il giallo moderno? È quello che non si rifà a nessuna scuola, diciamo che è un giallo nato nella seconda metà del Novecento e che usa praticamente l'aspetto poliziesco, l'intreccio, la vicenda, l'indagine, la vicenda diciamo criminale, quasi come una scusa per parlare d'altro. Ecco, allora qui entriamo in una situazione estremamente interessante dal punto di vista letterario, che è stata messa in luce da grossi studiosi, Petrolio, tanto per fare un nome, il quale, proprio difendendo il genere giallo, hanno detto che era alta letteratura anche perché si stava rinnovando, e si è rinnovato. Adesso io vi faccio un nome, non so, Il nome è la rosa di Umberto Eco. Credo che non ci sia nessuno che non pensi che sia un capolavoro, ed è un giallo, assolutamente è un giallo, anche se il giallo su 500 pagine è un terzo, perché gli altri 2 terzi è tutt'altro. Bene, però voglio dire, una vicenda spesso di carattere investigativo, di indagine, eccetera, diventa una scusa per raccontare altro, cioè in altre parole il giallo è diventato nel tempo, ecco, questo è anche il racconto di Rinelli, una narrazione su un doppio binario, cioè da una parte si racconta la vicenda poliziesca, dall'altra si racconta altro, nel senso si racconta quello che si vuole raccontare. E che cosa vuole raccontare Rinelli? Ecco. E l'attuale veste, ovviamente ampliata e in qualche modo ha l'ambizione, poi starà a voi se avete la bontà di leggerlo, di in qualche modo sostanziare degli aspetti psicologici diciamo dei personaggi che lo rendono, scardinano un po' la letteratura di genere. Io non la rinnego, nel senso che sono orgoglioso di aver scritto un giallo, però certo c'era anche una segreta ambizione di scrivere un giallo, tra virgolette, d'autore. E questo è poi la parte che più mi ha portato via tempo, perché il libro è stato scritto in 3 anni, spero che nessuno pensi che non è valsa la pena, spero di sì. Soltanto per approfondire queste, perché molto spesso, ecco, io sono un lettore accanito di gialli, molto spesso, forse Lamberto mi darà ragione,
molti personaggi sono creati per essere uccisi 2 pagine dopo. Io non ho voluto questo, ognuno ha una sua storia, molto spesso drammatica, che è funzionale poi per la natura di questa storia psicologica, per la risoluzione finale del giallo. Allora, nel residence dove soggiorna la protagonista c'è una villetta abbandonata e l'antiquario sta parlando con il direttore del residence e gli dice: comunque mi ascolti, lasci stare, sia la larga da quel posto. L'unica cosa sicura di tutta questa storia è che qualcosa di tremendo è successo lì ed ho la sensazione che sia meglio non sapere cosa. Il sorriso di Guidi era stato un po' ironico. Signor Varelli, se anche in quella casa è successo qualcosa di tragico, è stato, come lei ha affermato, tanto tempo fa. Si tratta del passato e non capisco come potrebbe riguardare chi oggi è interessato a quella villetta. L'anziano uomo lo aveva guardato con intensità. Il vero problema con il passato, signor Guidi, è che non passa mai davvero.